Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella piccola live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di una situazione un po' bizzarra che si è venuta a creare negli ambienti finanziari italiani e nel rastrellamento di fondi da parte di broker che magari sono ambiziosi, no? Stiamo passando in un periodo economico piuttosto particolare, la gente cerca beni rifugio e è nata una nuova filosofia, una nuova corrente di broker che stanno in un certo senso rastrellando del denaro, promettendo favole. Ma il vostro Marietto, scusate, prima di iniziare questa pillola, vi vuole consigliare di iscrivervi al canale di Ildegalla, al canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, Dome Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, che è un gruppo social di Facebook. Stiamo crescendo, siamo già a 1480 più o meno. Se non ti sei ancora iscritto, gratis, puoi raggiungerci. In più abbiamo ancora i casti sacerdotali, sempre in Face, e il vostro Marietto ha fondato nel 2015, nel lontano 2015, un sito che è diventato un punto di riferimento in Italia con più o meno 120-130 visualizzazioni al giorno, un sito che si chiama ilcapitano.artevista.org, in cui ho messo 20 ebook di radionica radiestesia con tanto di istruzione gratuito. Quindi quando vedete certi circuiti radionici guardanti radiestesici sui social, basta che andate qui sotto nel link in descrizione del capitano, andate nel sito, scaricate l'ebook con tanto di spiegazioni. Bene, in più il Decaro Maledetto Veneziano hanno messo anche una sezione shop dove si possono acquistare tranquillamente dei servizi esoterici professionali. Bene, ricordo anche che c'è questo pendaglio da 150 euro più 10 euro di spedizione, è un pendaglio magico. Ecco, adesso parliamo un po' di questa situazione nuova che si è venuto a creare tra i rastrellatori di fondi, di soldi, insomma, quelle persone che si chiamano broker, che teoricamente dovrebbero avere delle conoscenze, ma in realtà sono solamente venditori e rastrellatori di soldi che alcune volte promettono quello che nella realtà poi pratica è difficile mantenere, no? Il vostro Marietto ha fatto una scuola più o meno nel 1999 di brokeraggio e conosce gli ambienti. Ci sono sicuramente delle soluzioni a rischio, alto rischio, ma generalmente il vostro Marietto lavorava o studiava in un ambiente con bassissimo rischio e senza troppi grilli sulla testa. E quando vedevo magari la concorrenza che offriva pacchi, no? E sacchi di cioccolato impacchettati col fiocchetto, il Marietto stava ben lontano da queste cose qua. E perché vi dico questo? Perché oggigiorno c'è un po' la moda di proporre degli investimenti in oro. Investimenti in oro, ma la gente non ha ben chiaro il mercato dell'oro. Al di là del fatto che con la crisi che c'è stata qualche anno fa, tutti correvano a vendere il proprio oro. Bisogna rendersi conto che ogni nazione, l'oro, almeno in Occidente, o meglio, ogni nazione che ha perso la guerra, l'oro non ce l'ha nelle proprie banche, ma l'ha portato a Fort Knox negli Stati Uniti. Sotto l'amministrazione Bill Clinton, molti non lo sanno, ma l'oro magicamente si è duplicato. E cosa è successo? Quando i cinesi qualche anno fa, decennio fa, hanno incominciato a rastrellare tutto l'oro, visto che tra il 2020 e il 2029 molto probabilmente ci sarà qualche colpo d'aria, no? Diciamo così, qualche perturbazione, non dico atomica, ma insomma ci sarà qualche funghettata a destra e a sinistra. E molto probabilmente i cinesi hanno pensato bene che l'unico bene rifugio in caso di funghettata trifolata è chiaramente l'oro e hanno cominciato a rastrellare. Allora alcuni stati, no, tipo la Germania, hanno cominciato a chiedere a Fort Knox di ridare le proprie 90 tonnellate di oro che avevano parcheggiato a Fort Knox. Purtroppo il miracolo di Bill Clinton con la sua amministrazione di duplicare l'oro era un miracolo farlocco, no? Per il semplice fatto che era tungsteno. Quando è arrivato le prime tonnellate in Germania di questo oro magico si sono resi conto che era tungsteno, no? Praticamente Fort Knox, la metà dell'oro è una
cinesata. Quindi abbiamo capito che l'oro in giro non ce n'è e quello che c'è, quel poco, no? L'hanno rastrellato i cinesi. Quindi adesso non è che bisogna essere un mago, un premio Nobel in economia, no? Non è che bisogna andare a Harvard o non so, qualche università prestigiosa per capire qualcosa di economia o in qualche banca di altissimo livello e qualità svizzera. Ma l'oro non c'è, quindi se vi vengono a proporre investimenti in oro, no? È chiaro che c'è qualcosa che non va. Primo perché ce l'hanno tutti i cinesi, l'hanno comprato praticamente loro e le poche miniere in Africa le hanno praticamente acquistate i cinesi. Il resto è tungsteno che Bill Clinton ha magicamente raddoppiato, quindi capite anche voi che sono tutte cose un pochettino che lasciano il tempo che trovano. Il consiglio vostro maledetto veneziano è fare sempre un'indagine radiestesica, radionica, per valutare se l'investimento è buono, perché se no, chiaramente la cosa diventa già difficile, perché effettivamente ci sono degli investimenti mirati, curati, a lungo respiro, ma che vi danno una percentuale di interessi bassissima, realistica, no? Che la cosa si può gestire. Ma quando vi vengono a proporre degli interessi su degli investimenti un pochettino rischiosi e vi fanno vedere certi progetti economici fantasiosi, lasciate stare. Chiaramente, se volete un consulto 20 euro, 45 minuti al vostro maglietto, sono sempre ben disposto, però di base lasciate stare. Clinton ha già fatto la sua macia, i cinesi hanno fatto la loro, però loro pagano perché i cinesi bisogna dargli atto che vendendo magliette sotto costo, calzini, mutandini si sono comprati le più grandi industrie, diciamo, industrie automobilistiche europee e hanno razzolato anche le più grandi miniere di oro del mondo. No? E quindi gente che ti vende un paio di mutande sotto costo, un paio di jeans sotto costo, no? Bisogna dargli atto che con quelle poche robe che ci sono riusciti a rifilare, le cinesate, hanno riuscito a fare grandi cose e praticamente in pochi decenni hanno portato via la conoscenza di 300 anni dell'Occidente. Bene, cari amici, consiglio il vostro maledetto, se volete fare investimenti in oro, prima una bella consulenza radiestesica che vi spiego alcune dinamiche dell'economia. Grazie e alla prossima, ciao!